Bene, grazie a tutti i relatori che mi hanno preceduto. Mi presento perché molti di voi non mi conoscono. Sono Antonio Biasi e sono un responsabile della Camera di Commercio di Treviso Belluno. Mi occupo del settore regolazione e tutela del mercato. All'interno degli uffici che coordino c'è la Borsa Merci di Treviso e dal 13 di ottobre faccio parte del team che la Camera di Commercio ha messo in campo per portare a realizzazione questo progetto che tutti avete già inquadrato come impegnativo e altamente sfidante, lo considero. Allora, la prima buona notizia è che il portale è pronto, però come diceva la Silvia Maier, in questo momento è un contenitore vuoto. Abbiamo sviluppato tutti gli aspetti tecnici, informatici che il progetto IT4 aveva previsto per questa fase progettuale. Il 2021 si apre con le fasi un po' più impegnative. Ora vi farò vedere la piattaforma, però volevo anche dirvi che nel gruppo di progetto c'è insieme con me Claudia Genoria e anche Fabio Bozzola da parte della Camera di Commercio, Elena Zambelli, e quindi è un team affiatato su cui, diciamo, stiamo lavorando a tappe forzate per cercare di raggiungere gli obiettivi progettuali. La piattaforma è costruita dalla società T2I, che è una società consortile delle Camere di Commercio del Veneto e che ha un ramo proprio tecnologico legato all'informatizzazione dei sistemi. Allora, il portale si chiama portale legnoveneto.it. Ora io condivido lo schermo, vi faccio vedere in diretta. Il portale è pubblico, lo potete vedere già alla fine diciamo, dell'incontro, potete andare a curiosare nelle sue pagine. A livello progettuale il portale è dedicato proprio alla compravendita del legname, quindi qui dentro ci saranno i futuri acquirenti e i futuri venditori, mentre il sito di progetto Venezia Wood rimane esistente e servirà per veicolare tutti quelli che sono i contenuti del progetto. Quindi il portale, come vedete in alto, identifica già chiaramente il progetto IT4 e dall'altro lato identifica anche la responsabilità diretta di quello che avviene all'interno del portale, che è affidata alla Camera di Commercio di Treviso Belluno. Abbiamo anche sistemato tutti gli aspetti delle informative privacy, dei cookies, e quindi diciamo dal punto di vista diciamo giuridico per il lancio del portale ci siamo. Oggi non è l'inaugurazione del portale, oggi vi presento quello che è la struttura informatica del portale. Ora da oggi in poi dovremo alimentare il database, dovremo cercare di far sì che tutte le imprese forestali, tutti gli enti proprietari pubblici terrieri e tutte le regole e chiunque voglia partecipare a questo mercato digitale del legno possa trovare attraverso questo portale la soluzione alle sue domande. Sostanzialmente il portale ha 4 aree. Il database è composto da un'area di accesso per gli enti pubblici, che sono gli enti pubblici proprietari terrieri di boschi, che andranno a proporre le loro aste. Nella prima fase del 2021 le aste continueranno a essere fatte secondo le procedure attualmente in essere, quindi diciamo il sito avrà solo una funzione di vetrina. Successivamente partiranno le aste digitali. Per arrivare alle aste digitali dovremo creare quella rete che già si diceva, perché per arrivare a delle aste digitali dobbiamo creare tutto il, come dire, una standardizzazione dei lotti
e portare anche un certo livello di tecnologia all'interno delle aziende e anche all'interno dei comuni e delle regole. Quindi sostanzialmente l'ente pubblico si accrediterà, come vedete è molto semplice, non ci sono particolari dati richiesti, anche se in capo all'ente pubblico chiederemo poi un accreditamento a posteriori, però non voglio rubare troppo tempo nel presentare tutti gli aspetti. Questa è la parte relativa all'ente pubblico. Poi ci avremo la parte relativa al database per le imprese, in cui anche i privati e le imprese boschive potranno registrarsi. Questo è il dettaglio. Come vedete sono dati essenziali per identificare l'impresa, attività, telefono, una PEC, partita IVA, eccetera, che poi saranno tutti i dati incrociati nel database che serviranno per sviluppare le aste digitali. Il database quindi sarà così composto. Il portale ha 4 aree di intervento, quella delle aste, che ovviamente appunto è vuoto perché ora dovremo implementare attraverso una campagna di sensibilizzazione i proprietari terrieri a caricare le loro aste su questo portale. La seconda area è relativa agli annunci di privati e delle aziende che autonomamente potranno inserire nella bacheca delle imprese i loro annunci per la compravendita del legname o anche di prodotti del legno. Quindi noi ci siamo tenuti anche abbastanza ampi nella progettazione del contenitore. Ovviamente per caricare gli annunci bisognerà registrarsi preventivamente. La terza area è questa borsa del legno che in collaborazione con l'Università di Padova andrà a sviluppare le statistiche sulle vendite del legname che passeranno tramite il portale. E poi c'è una quarta area che è relativa alle news e alla comunicazione, come vedete questo per esempio è la news del seminario di oggi. Allora, questi sono i partner aderenti al progetto. E diciamo che ora volevo raccontare un po' le tempistiche. Già da oggi, e faccio proprio un appello qui al webinar, tutti coloro che sono interessati ad essere presenti in questa piattaforma possono registrarsi. Noi come Camera di Commercio faremo partire una campagna pubblicitaria subito dopo le feste, in maniera da coinvolgere da subito gli enti pubblici proprietari terrieri, nonché le regole. Ma ci dedicheremo anche a una campagna massiva su quelle che sono le aziende forestali. Così facendo creeremo quella rete che servirà per sviluppare poi la fase successiva, che sarà appunto il passaggio dalle aste, tra virgolette, tenute ancora con metodi tradizionali a quelle che sono le aste digitali. È già uscito nel discorso il portale trentino, abbiamo già fatto diversi incontri con i colleghi della Camera di Trento che sono titolari del portale trentino. Vi posso assicurare che c'è un ottimo rapporto di collaborazione. Condivido il discorso che prendendo spunto dalla loro esperienza potremmo evitare gli errori magari che hanno fatto loro e quindi siamo un po' diciamo avvantaggiati su alcune dinamiche, però sicuramente i primi 3 mesi del 2021 sono fondamentali affinché il portale si possa creare diciamo questa rete
e quindi si possa alimentare di tutte le aziende, di tutti i privati che vogliono contribuire alla realizzazione di questa compravendita del legname a livello digitale. Potrete andare a vedere autonomamente, abbiamo tenuto in considerazione il fatto di poter iscrivere anche imprese estere, proprio perché, come è stato già detto, diciamo, l'obiettivo è ambizioso, quindi si vuole creare una piattaforma che parta diciamo, dal legno del Veneto, ma sappiamo che volendo potrebbero essere anche dei soggetti esteri che partecipano a queste aste o a queste compravendite che potranno essere fatte anche da imprese private fra di loro. Quindi diciamo che la buona notizia è che il portale è finalmente operativo e quindi chiedo a tutti un coinvolgimento immediato nel registrarsi al portale per poter iniziare quei tavoli di lavoro operativi che porteranno poi allo sviluppo dell'innovazione digitale e quindi alla realizzazione degli obiettivi del progetto IT4. Ovviamente i prossimi mesi ci sarà un raccordo molto stretto con la regione proprio per cercare di fare massa critica e portare a compimento, diciamo, tutti gli obiettivi che ci siamo prefissi a livello progettuale.